Museo Nikodis ha una storia molto particolare perché nasce grazie al sogno di un uomo, mio padre. Inizia a comprare e restaurare una marea di auto, moto, bici, oramai sono davvero centinaia esposte in 6.000 metri quadri. Per questa ragione poi all'interno del museo abbiamo voluto dedicare questo tema alla Vespa, perché la Vespa oggi assieme a Pizza e Fiat 500 è una vera testimone del Made in Italy, per cui un oggetto che in tutto il mondo parla di noi, ma parla proprio delle nostre tradizioni, e io credo che sia davvero importante ricordare a tutti quanto la centralità dell'uomo, soprattutto del manufatto, dell'artigianato, della nostra creatività, abbia dato una svolta in tutto il mondo nel motorismo, quindi nelle moto ma anche nelle automobili. Noi chiaramente quest'anno festeggiamo i 70 anni di Vespa e 70 sono i modelli esposti. Partiamo dal primissimo modello fino ad arrivare un po' all'epoca contemporanea, ed è un tuffo nel passato perché vogliamo ricordare che la Vespa è stato anche un oggetto senza tempo, perché si è trasferito di generazione in generazione. Ancora oggi i giovanissimi guidano la Vespa e vogliono anzi anche una Vespa d'epoca per essere vintage, ma soprattutto si è evoluta anche rispetto ai bisogni della società, per cui troviamo addirittura le sportive, troviamo le Gran Turismo, la famosa 50 Special diventata nota per la canzone dei Luna Pop, piuttosto che l'evoluzione arrivando fino al Ciao, alla Pecar, ma anche ai Mosconi fuoribordo e addirittura la 400, che è una piccola vettura, diciamo. Quindi Vespa, un mondo che si è veramente evoluto a tutti i livelli e per tutte le persone.